Coronavirus, avete visto che cosa sta succedendo adesso quando dicevamo o speravamo che fosse un'emergenza molto minore? Cosa sta accadendo nella giornata poi di oggi? 6 contagi accertati in Lombardia, un 38enne in prognosi riservata, infettata la moglie che è incinta, 160 colleghi bloccati all'Unilever, l'azienda per la quale lavorano. Ci sono 3 interi paesi isolati nel Lodigiano. Allora, perché vi dico questo? Perché stasera 20:10 c'è il governatore Luca Zaia che sarà in questo studio, il presidente del Veneto. Dove sono, e con lui parleremo di questo, dove sono quelli che dicevano che era una decisione leghista, assurda, fascista, pensare di mettere in isolamento nella loro casa i bambini di ritorno eventualmente dalla Cina? Dove sono tutti i grandi soloni che sapevano come affrontare, quando tutti sanno che se c'è un'epidemia, come rischiamo di avere, e ormai dobbiamo essere pronti a tutto, parole del governatore, lasciamo perdere la politica, non ci interessa, dobbiamo essere pronti a tutto perché di fatto ormai il virus è qui. E allora che cosa dobbiamo fare? L'unica soluzione, lo dicono gli esperti, non la politica, è isolare. Quindi essere pronti a tutto significa che rischiamo di dover applicare anche in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e non solo, insomma il resto d'Italia, lo stesso che si sta decidendo in Lombardia, isolare interi paesi. Il sindaco ha già fatto chiudere le attività, le rivendite di cibo, perché là ci si può contagiare incontrando altre persone, le zone i luoghi ricreativi, cioè le discoteche, i bar, tutti quei posti dove si può diffondere il virus perché si viene a contatto con altri. Qual è la novità, tra l'altro, di questa giornata? 3 interi paesi isolati nell'Odigiano, non uscite di casa, addirittura l'appello. E il Premier Conte dice nuove misure, quarantena e sorveglianza attiva. Ora si sa che chi è il paziente zero è un 28enne tornato dalla Cina, ma il problema è che gli altri sono stati contagiati qui. Dunque non è una cosa che riguarda una persona che ha avuto direttamente contatto con questo paziente zero. Dal paziente zero si è passato a un altro, questo contagio ha colpito altre persone, quindi ormai è qui, di fatto il virus è qui. Attenzione alle misure forti. Vi ricordo soltanto 2 cose di questo comunicato oggi della Regione che dice Zaia: per noi l'allerta è massima, ci stiamo preparando a un'eventuale emergenza più importante, in caso di necessità siamo pronti a intervenire su più piani e a tutti i livelli. Vi ricordo che in Friuli Venezia Giulia sia Trieste, Cattinara che Udine è preparato per i test, che Padova, che è hub in Veneto invece è l'ospedale di riferimento, in 3 ore appena sa dare un responso. Tanti mi stanno scrivendo cosa bisogna fare, dove posso andare a fare il test, sono preoccupato perché ho l'influenza. Voi dovete avere come interfaccia il vostro medico che se riscontra dei sintomi più gravi, quasi a livello di polmonite, a quel punto attiva l'iter. Sono già state centinaia e centinaia i test fatti in tutto il nord-est. A quel punto viene attivato il controllo ulteriore che è affidato a queste autorità competenti. Ma dove sono i geni che dicevano che è una preoccupazione inutile, addirittura ci mettiamo di mezzo la politica? Attenzione, perché non si fanno controlli terrestri, perché noi abbiamo chiuso i voli, ma abbiamo altri paesi che se ne fottono di questo e dai quali possono arrivare persone, non dico solo a piedi, ma in macchina, in treno e molto più rapidamente.